Grazie dell'opportunità dell'invito. Innanzitutto rivolgo il saluto del signor Questore di Venezia, il dottor Vincenzo Roca, che per un concomitante impegno non è potuto appunto intervenire qui al convegno. Vorrei un attimo così vedere rapidamente di fare un po' lo spaccato di ciò che sta avvenendo praticamente in Veneto quando si parla appunto di ecomafie e soprattutto quelle che possono essere, diciamo, le proiezioni e gli interessi anche della criminalità organizzata e giudiziarie hanno pacificamente confermato come in Lombardia, in Piemonte ed in Liguria ci siano ormai dei locali, chiamiamoli così, della criminalità organizzata, delle consorterie riconducibili direttamente alle intime calabresi, ai clan campani e tutte le cosche mafiose siciliane, in nome della presenza della comunità della Sacra Bruna Unita, ormai consolidate e presenti nell'area a nord-ovest. Diverso invece il discorso per quanto riguarda il nord-est e il Veneto. Qui sicuramente le attività di indagine ogni tanto ciclicamente ci portano alla luce collegamenti o presenze di soggetti appunto di provenienza delle aree geocriminali del sud Italia. Non dimentichiamo che per esempio il 14 febbraio del 1998 il boss Costantino Stato, il boss napoletano, fu arrestato praticamente a Caore. Da lì nacque un'indagine per cui il capoclan, oltre ad aver individuato a Caore la propria base per coprire la sua abitanza, di fatto aveva istituito una vera e propria cellula camorristica. Infatti furono eseguite 7 ordinanze di fermare in carcere protestante reato 416 bis di soggetti che di fatto erano i terminali di una cellula operativa rappresentata nella provincia veneziana che di fatto gestiva il riciclaggio di beni e di altre utilità provenienti direttamente dalle attività illecite svolte appunto nella zona della Campania, con reinvestimento poi nel settore dell'abbigliamento e dell'arte. In un'occasione sequestrati anche 8 capannoni necessari appunto a questo scopo e anche numerosi conti correnti. Quindi è chiaro che presenze ci sono. Però il distinguo che occorre fare nella realtà del Veneto e il nord-ovest, quindi sicuramente il crimine ecomafioso è praticamente il grande affare sul quale ormai la criminalità organizzata ha puntato. Notevolissimi sono i milionari, sono miliardari introiti che vengono assicurati. Però occorre anche tener conto che praticamente il Veneto all'inizio degli anni 70 ha praticamente avuto una trasformazione epocale che ha portato allo sviluppo improvviso della cosiddetta fabbrica diffusa. Quindi è chiaro c'è stato un aumento della produttività, un aumento improvviso della ricchezza, fattori nuovi questi che sicuramente hanno poi determinato anche l'espansione e il rischio di nuove forme praticamente delittuose. Ed infatti dalle risultanze investigative in Veneto si può parlare di ibridazione, non c'è un'infiltrazione mafiosa, non c'è una presenza organica nel territorio di consorterie, ma il rischio di ibridazione c'è. Ovviamente nel momento in cui si sono create maggiori opportunità, maggiori flussi di ricchezza. Tanto che alla fine poi abbiamo assistito quasi ad una sorta di osmosi dove praticamente l'impresa commerciale ha provocato e ha acquisito alcune dinamiche proprie, diciamo, delle consorterie criminali e viceversa i gruppi delle consorterie criminali hanno sempre più assunto un carattere imprenditoriale. Quindi per esempio nelle recenti indagini che abbiamo concluso proprio il 22 maggio scorso con la direzione ispettoria antimafia, con le 13 ordinanze nel mezzo orientale, nella zona del San Donatese e anche una precedente indagine dello scorso anno della DPA di Venezia condotta dal dottor Petro, entrambe, è emerso che con l'operazione Serpente è emerso fondamentale il ruolo di cerniera praticamente degli indagati veneti. Cioè gli indagati veneti, imprenditori, gente quindi conoscitrice della situazione anche di criticità, della situazione di difficoltà economica delle imprese presenti nel territorio del Veneto, avevano intrecciato queste buone relazioni, chiamiamole così, con soggetti che
espressione di aree genocriminali della Campania, di fatto avevano intrecciato questi rapporti con soggetti veri, tanto che alla fine nelle stesse ordinanze di custodia cautelare gli stessi soggetti veri a tutti gli effetti risultavano immedesimati organicamente all'interno della struttura criminale. Quindi non è che si materializza all'improvviso il fenomeno criminoso, non è che sono marziani che arrivano qui e dicono oddio, quindi sicuramente c'è questa immedesimazione. Ed infatti quando la consorteria mafiosa opera in aree non tradizionali e quindi lontano praticamente dalle aree dei paesi di origine, ci sono tre precondizioni che sono fondamentali affinché possano attecchire nei luoghi dove vanno a svolgere le proprie attività, il ciclo del cemento, il ciclo dei rifiuti, i fondi agroalimentari. Perché attechiscono le tre condizioni sono innanzitutto una domanda di illegalità forte e già presente nel territorio. Questa è la prima precondizione. La seconda precondizione è quella capacità mimetica altrettanto importante dei soggetti che vengono a operare e quindi a rispondere a questa forte domanda di illegalità, e la terza è la capacità di sviluppare delle relazioni. Questi dati ci vengono costantemente fuori ogni volta con la procura iniziamo attività di questo genere. Diciamo che insomma ad ogni buon conto finché un'attività, una consorteria possa criminosa avviare queste buone attività illecite, diciamo che necessita di un buon livello di accoglienza, ripeto, insiste sul territorio, perché senza questo buon livello di accoglienza è chiaro che l'operazione è destinata miseramente a fallire. E questo è un dato un po' comune, è un denominatore comune che ricorre ogni qualvolta investiamo su fenomeni di criminalità organizzata, su fenomeni anche, ripeto, concernenti i reati di tipo ambientale. Infatti, come diceva appunto il coordinatore dell'ambiente, Antonio Tremorizzi, prima richiamato, proprio in occasione dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario, il procuratore generale del Tribunale di Venezia, il dottor Pietro Calogero, assieme al presidente del Tribunale Ettore Rossi, hanno appunto sensibilizzato e messo un po' in guardia tutte le istituzioni, non solo, tutta la filiera degli enti, gli attori preposti appunto a contrastare questi fenomeni. Perché due sono gli aspetti da non trascurare: la grande crisi di liquidità delle aziende praticamente venete, che rischia praticamente di fare in modo che nei gambi della macchina economica veneta possono insinuarsi appunto questi tentativi di soggetti provenienti da altre aree criminali. E poi, come già accennato da Percolizzi, l'altro dato da tenere correlato è appunto l'aumento esponenziale dei reati, come detto anche il senatore Casson, dei reati contro la pubblica amministrazione. Abbiamo registrato un aumento del 77% dei reati di peculato, il 32,6% di aumento dei reati di corruzione e il 17,5% per quanto concerne la concussione. Quindi a questi due dati appare evidente come la strategia di mimetizzazione, una delle precondizioni di cui si diceva prima della criminalità organizzata, trova il suo filtro in quella zona grigia, in quella zona praticamente d'ombra, rappresentata quasi dalla rinuncia della consorteria mafiosa, della criminalità organizzata, a praticamente operare quasi militare, cioè la rinuncia ad essere presente sul territorio a favore di che cosa invece? A favore appunto di quelle buone relazioni che permettono invece di entrare nei gangli delle imprese economiche, quindi nei gangli delle attività illecite. Perché poi c'è un terzo rischio da non sottovalutare quando si parla di questi aspetti, è l'agente quasi cittadino veneto, come conseguenza della mimetizzazione della criminalità organizzata, finisce quasi con avere una percezione alterata o una non percezione della criminalità organizzata relegata o vista sempre come un fenomeno solo e unicamente delle aree geocriminali di provenienza. Quindi la mafia, parliamo della mafia la contestualizziamo in Sicilia, da Camorra in Campania, rischi questi che poi, ripeto, nell'ambito della mimetizzazione delle buone relazioni sicuramente costituiscono l'humus, l'asset lungo il quale poi proliferano tutte le consorterie delinquenziali e quindi anche le attività illecite quando si parla per l'appunto
per l'appunto di ecomafia. Oggi come oggi in effetti si parla in Veneto, il Veneto non è mai stato storicamente una terra di mafia, una terra di criminalità organizzata, forse anche perché negli anni 80 c'è stata l'espressione di una criminalità organizzata autoctona, la Mara del Brenta, capeggiata dal leader Felice Maniero, il quale aveva delinquenzialmente visto lontano, stringendo buone relazioni con esponenti di cosche mafiose e grandi finanziati, quindi probabilmente proprio questa sua attività di fatto ha rappresentato un limite, un freno alle mire espansionistiche e quindi all'infiltrazione vera e propria nella regione del Veneto. Quindi le conferme che abbiamo sempre a livello investigativo è che probabilmente in Veneto, se vogliamo, c'è una distinzione fatta da un sociologo americano negli anni 80, non si può parlare di power syndicate mafioso, cioè non si può parlare di una organizzazione che esercita il controllo sul territorio di azione, ma si parla sempre più spesso di enterprise syndicate, ovvero sia di una organizzazione delle attività illecite, nelle quali sicuramente e sulle quali sicuramente bisogna vigilare. Sicuramente il fenomeno è quello io stavo a Verona, anche un'esperienza recente, fino a 2 anni fa, ero a Verona e proprio l'anno scorso è iniziato anche un processo, iniziato nei confronti di una ventina di persone, tra le quali quando si parla delle buone relazioni, capacità di mimetizzazione e domanda legale che proviene già dal territorio, un processo per quanto riguardava una lottizzazione in un piccolo comune sul lago di Garda, un comune di appena 5.000 abitanti, dove c'era stata una lottizzazione da parte della commissione dell'edilizia del comune che aveva di fatto trasformato 80 ettari proprio che arrivavano sul lago di Garda, li avevano trasformati, quindi lottizzati in suolo edificatorio, praticamente un paese di appena 5.000, quindi quantomeno un'amministrazione, un organo amministrativo di un comune di 5.000 euro aveva trasformato 80 ettari da uso agricolo appunto a edificatorio pari praticamente ad un quartiere di New York, cioè un quartiere di New York da questi numeri. Questa indagine, credo la procura di Verona adesso è giunta nella sua fase dibattimentale, per dire, è chiaro che poi occorre sempre quel senso di vigilanza, quel senso appunto da parte delle istituzioni non solo, ma anche da parte di organismi come Legambiente che vigilano, perché sicuramente l'osservatorio che ogni anno viene presentato, c'è il rapporto che ogni anno viene presentato, rappresenta sicuramente un osservatorio privilegiato per tutti gli addetti ai lavori, sul quale riflettere, sul quale appunto mettere appunto sempre strategie che permettono di adeguatamente contrastare l'ecomafia in tutte le sue sfaccettature. E concludo ovviamente questo mio intervento proprio riallacciandomi anche a quanto ha detto il procuratore nazionale antimafia, il dottor Pietro Grasso, appunto l'altro ieri in occasione della presentazione del rapporto ecomafia del 2012, che ha auspicato per l'appunto che dal punto di vista normativo il nostro ordinamento giuridico, cioè nel codice penale, sia previsto appunto un titolo per quanto concerne appunto i reati sull'ambiente, sia proprio introdotto il reato ambientale, e in realtà anche oltre il procuratore nazionale antimafia ha affermato che nel caso in cui addirittura il reato vada prescritto l'obbligo in ogni caso di risarcire le persone del territorio, lo Stato e i cittadini dal disastro ambientale commesso. Quindi l'auspicio sicuramente è questo, ovviamente occorrerà, non dico che ci sia un vuoto legislativo, prima si diceva le sanzioni sono di carattere amministrativo, di carattere penale, oppure quando si investiga bisogna sempre trovare un reato associativo finalizzato a che cosa? Alla occupazione del territorio, alla frode alimentare, perché un po' come avviene per esempio nell'ambito dei reati anche non calcistici, dove anche lì sono pene minimali, perché ci sia una sanzione adeguata bisogna sempre cercare il reato cornice, il reato associativo, il 416, che poi permette di quantomeno cementare reati fine, che invece dal punto di vista edittale sicuramente hanno una pena minimale e non rappresentano un adeguato deterrente nei confronti di soggetti che traggono innumerevoli profitti a danno soprattutto del territorio, dell'ambiente e della salute stessa dei cittadini.
Grazie.